ti sta a divertire un po' troppo, frate. Ma per caso avete delle monete? Monete? Non credo, ma perché? Cosa ti servono, Alberto? Voglio esprimere un desiderio. Un desiderio? Ma non siamo mica alla Fontana di Trevi, scusa. Ragazzi, se volete ho la carta. Siete due scemi, levati. Sono due scemi, Va. Questa è Playa Bonita. In occasione del 20° anniversario del 100°, vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! In occasione del 20° anniversario del 100°, ti regalo questa busta se tu indovini cosa c'è dentro. Puoi solo toccare, non puoi guardare. A te. Posso toccare? Sì, certo. Anche da qua. Anche da qua. In occasione del 20° anniversario del 100°, ti lascio toccare cosa c'è dentro e vediamo se indovini e ti regalo una busta del 100°, ok? Ok, va bene. Tutta tua. Ci vuole concentrazione. Devo toccare da fuori o metto dentro? Anche da dentro. L'importante è che non guardi, no? No, non guardo, dai. Vediamo cos'è. Già dovresti avere un'idea di cosa ci sia. Sì, un vasetto. Ok, di cosa? Di cosa? Cosa può essere? Cosa può essere? Hai idea? Qualche idea, sì. Non so. Allora è un barattolo di pesto? No. Lo apro? Lo adoriamo. Lo odoriamo? Ok, il vasetto c'è. Il vasetto c'è. Basta, solo vasetto. Sì, solo un vasetto. Di cosa? Di cosa può essere? Non lo mangia a pranzo o a cena? Qualcosa simile alla Nutella, tipo? Ma è? In occasione del 20° anniversario del 100°, ti regalo questa busta se indovini cosa c'è dentro. Puoi solo toccare però. Andiamo. Non è pesto. Un vasetto? Marmellata? Spara, dai. Non lo so, tipo burro d'arachidi. Non ne ho idea. Vediamo se è vero, usciamolo. Se indovini il gusto te ne do 2. Visciole, non lo so. Ma prugne? Usciamo e vediamo se è vero. Sicuro? Boh. Frutti rossi. Ma tra l'altro è incastrato. Tu che dici? Fragole. Allora solo una. Solo una. Olive? Allora non lo mangia a pranzo e a cena. Di mattina. Ci puoi arrivare. Di mattina miele, marmellata, Nutella. Dinne una però. Allora l'hai detto tra questi tre. Tra questi tre l'hai detta una. Ok. Dilla e lo esci. Marmellata. Esci. Vediamo. Ah, vedi che c'è? Allora è marmellata. Giusto. Bravissimo. Peccato ragazzi. Salutiamo lo stesso il 100° e Playa Bonita. Ciao. Come promesso, grazie al 100° e questa è tua. Grazie mille. Questa è mia. E questo è tu. Grazie. Ringraziamo il 100° e ringraziamo anche Playa Bonita. Grazie mille al 100° e Playa Bonita allora. Andiamo un saluto e un messaggio. Che gli devo dire? Quello che vuoi. Grazie, ringraziato. Una cosa che ti viene dal cuore di oggi. Ti sei svegliato e dici Che speriamo che domani ci confermano il volo, che devo tornare a casa. Per ora mi godo Catania, grazie mille. grazie. Amici di Playa Bonita, oggi siamo a San Giovanni Licuti, in una società piena di maschere. Ci stavamo chiedendo, ma secondo voi le persone si mostrano realmente per quello che sono? Andiamo a chiederlo a questo meraviglioso popolo della spiaggia. Io mi sono avvicinato qui al signor Piero, attratto non solo dal suo, dal suo outfit, dal suo look, ma anche dalla musica che stavo ascoltando, perché stavo ascoltando un po' di anni 70 italiano, anni 70, che sposa benissimo con la meravigliosa giornata di oggi, sole, mare, lei che è in perfetta posizione proprio da piattaforma, quindi insomma ci siamo. Senta, signor Piero, una domanda che le voglio fare, ma secondo lei le persone oggi si mostrano realmente per quello che sono? Beh, non direi.
mentre le persone nascono per farsi distinguere. Ciao, bello. La mia mascotte, eh? Abbiamo i live. Ah, la sua mascotte. Sì. E stavo dicendo questo, che le persone non si distinguono per quello che sono, come sono nate, come si realizzano e come si creano la loro fantasia di cabaret. Ma secondo te le persone si mostrano realmente per quello che sono? Secondo me vogliono mostrarsi la parte migliore di sé, perché ognuno di noi vuole mostrare la parte più bella di noi. Poi la realtà magari un po' diversa, ma penso che ognuno di noi ha intenzione di fare il meglio per il mondo. Si nascondono perché non so se usano l'ipocrisia, questo voglio dire. Noi vogliamo le persone vere, belle, che si diversificano la vita. Quando devono recitare prima perché sono attori e poi magari ce l'hanno nel sangue, e poi devono essere medesimati al momento giusto e al posto giusto. Questo voglio dire. È sempre facile incontrare una persona e dire ma questa persona è vera, molte volte un po' fanno qualche... Non è vero, perché secondo me una persona già non è vera con se stessa, cioè già è combattuta, quindi per gli altri penso che comunque possa apparire in diversi modi. Poi dipende dai punti di vista, c'è chi si fida di più, chi si fida di meno. Tu sei un artista? Sì, grazie. Tu dillo, cosa fai? Sono cantante lirica, abito in questa terra meravigliosa, Sicilia. Come a casa mia lavoro al Teatro Bellini, sono molto felice di realizzare il mio sogno e rimanere nella mia professione. La cosa bella, tu hai scelto la Sicilia, quindi l'hai scelta, ormai l'hai sposata, sei qua e chi ti sposta più? Sì, penso che riesco a rimanere perché per ora ho il lavoro e sono soddisfatta, grazie. Grazie a te. Ma tu quando incontri una ragazza, una persona, un amico, insomma una persona che poi impari a conoscere, ti capita di capire subito che persona è oppure magari lo scopri nel tempo? No, ma non ci penso, poi col tempo comunque sono cose che... Dà le risposte a tutto. Risposte che servono. Che ti fai più che altro, possibilmente neanche servono, se non te ne fai. Intanto tu sei qua, bello, fresco, ti sei fatto il bagno. E me la godo. E ci godiamo questa bella giornata, finalmente l'estate che è arrivata. Senta, con questa bellissima scenografia mi saluta gli amici di Playa Bonita? Oh, cari amici di Playa Bonita, salve. E mi approfitto per salutare tutti gli amici miei e gli dico, e le amiche, sto bene, sono Piero, sto bene. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Saluti, con amore. Ciao ciao. Senti, così bello sdraiato, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao Playa Bonita, un saluto. Vorresti creare la tua identità digitale online, ma credi che la procedura sia troppo lunga e complicata? Ti sbagli, perché con Flazio Domains bastano pochi click e pochi minuti per avere la tua identità digitale online completamente sicura. Flazio è alla portata di tutti, permette di accedere ai servizi online principali in maniera non solo sicura, ma anche rapida. E quindi sono curiosa di scoprire, se potessero i catanesi dedicare un dominio online al proprio ex, quale sarebbe? Andiamo a vedere. Flazio Domains è un sito che permette di acquistare un'identità online, avere un proprio dominio. Se potessimo dedicare, anzi regalare un dominio digitale alla tua ex, quindi un sito www. Quale sarebbe? Sì, il nome per un sito web. www.clinicapsichiatrica. Flazio Domains è un sito che permette di acquisire, avere un'identità digitale in pochi minuti, quindi avere il tuo sito web. Se potessimo dedicare al tuo ex fidanzato un sito, regalargli un dominio, quale sarebbe? Vaffanculo. Claro. Sì. No, ci sta, lo capisco, immagino anche, non ti chiedo neanche il perché. Ormai abbiamo tutti qualche ex un po' pazzo, no? Assolutamente. Vediamo se su Flazio Domains è disponibile. Capisco, cerchiamo, vediamo se su Flazio Domains questo dominio molto interessante, sincero, è disponibile. Buonavita.com. Abbiamo anche una seconda opzione, vediamoli tutte e due.
Flazio Domains è una piattaforma che permette di creare la tua identità digitale, quindi avere il tuo dominio online, il tuo sito web, quindi www.ragazzabellissima.it. Se potessimo dedicare al tuo ex un dominio online, quale sarebbe? Questo è un po' difficile. Quindi dovrei dargli un nome praticamente. Ad un sito, per lui? www.musica per la vita. Se potessimo dare un'identità digitale alla tua ex, quale sarebbe il sito che dedicheremo a lei? Il sito, direi, cioè nel mondo moderno OnlyFans, sarebbe portata per... www.onlyfans. Esattamente, sì. Posso chiederti perché oppure preferisci rimanere lasciarmi nel dubbio? Ti lascio in suspense così. Però vediamo se su Flazio Domains esiste, è disponibile o ancora no. Va bene. Sarebbe quello lì l'ideale, secondo me. Vediamo se su Flazio Domains è disponibile questo Sì, sito web. vediamo se... Vediamo, non so. Tra amicizia e amore c'è una sottilissima linea e appunto per questo oggi andremo a parlare di un qualcosa che è capitato a tutti almeno una volta nella vita. Hai mai avuto una cotta per il tuo migliore amico? Andiamo a scoprirlo. Secondo te esiste l'amicizia tra uomo e donna? Allora, secondo me no, perché mettiamo caso che c'è una coppia di migliori amici, o da un lato o dall'altro, cioè per forza qualcuno deve provare un sentimento anche minimo, ma però almeno un piccolo interesse, una piccola percentuale di interesse ci sarà sempre, secondo me. Quindi a te è capitato di innamorarti o comunque invaghirti di una tua amica? Allora, sì, è capitato, però è capitato anche al contrario. Infatti è per questo che se io dovessi avere una relazione, se la mia fidanzata dovesse avere un migliore amico, è un grande problema. Allora, praticamente secondo me l'amore tra uomo e donna è vero e praticamente l'amicizia tra uomo e donna non può esistere. Perché col tempo, parliamo di amicizia però seria, concreta, col tempo, vedendosi, parlandosi, la vicinanza, ecco il contatto, alla lunga ti porta ad avere, a maturare un sentimento, che poi si può evolvere in amore, però se c'è attrazione è impossibile essere amico con un uomo o con una donna. Sì, poi questa amica è diventata la mia fidanzata, quindi alla fine sì, mi sono innamorato. Ma com'è nato questo amore? Raccontami, sono curiosa. Sì. E praticamente uscivamo e poi ad un certo punto abbiamo cominciato a scherzare in modo diverso e quindi così è nata la chimica e piano piano poi siamo cominciati ad uscire, abbiamo cominciato ad uscire e poi ci siamo fidanzati. Ma tuttora è la tua ragazza? Sì. E da quanto tempo siete assieme? Ora 1 anno. Ma secondo te appunto da uomo fidanzato può avere un'amica? Oppure potrebbe cambiare anche qualcosa anche pur essendo fidanzato? Allora, nel 2026 dobbiamo anche adeguarci ai tempi di oggi, quindi dovremmo avere una mente un po' più aperta, però secondo me per non fare male al proprio partner è sempre giusto includerla e così non si hanno problemi. Capisco che stare da soli a contatto con il sesso opposto può essere un po' rischioso, un po' una tentazione, ecco, chiamiamola così. Allora, non mi è mai capitato, anche perché io ho una migliore amica da 13 anni, quindi è come una sorella, e si è sempre creato questo rapporto di fratellanza, quindi no. Secondo me le relazioni nascono non per forza se c'è prima un'amicizia, quindi no, non mi è mai capitato. No, esiste l'amicizia, io sono amico con delle mie compagne di classe, quindi secondo me l'amicizia esiste. Dici che il suo amico possa guardarla con degli occhi diversi? Sì, esatto, ma anche la mia fidanzata comunque, magari sì, è fedele e tutto, però non possiamo essere mai sicuri al 100%. Ma tu lo dici anche perché ti è successo quindi, appunto, di provare comunque di essere attratto da un'amica? Sì, questo sì, è successo anche al contrario, ovvero che loro erano attratte da me, però infatti è proprio per questo, lo dico per esperienza, che secondo me l'amicizia tra maschio e femmine non esiste. Quindi sei sicuro che questa amica, questa tua migliore amica, tu un po' la vedi bella? Qualche pensierino, mamma mia che bella la mia amica, non c'è, non ci credo. No, vabbè, se
ripeto, se c'è questo rapporto è difficile poi andare a pensare che ci sia qualcosa di più dell'amicizia. Quindi no, assolutamente. Mai successo. No. Ovviamente posso essere contento per lei, nel senso una bella ragazza, eccetera, eccetera, però nulla di più, ovviamente. Che poi andrei a rovinare, cioè, metti caso che dovessimo lasciarci, se qualora ci mettessimo insieme, poi andrei a rovinare il rapporto che c'è, quindi meglio mantenere questo rapporto di fratellanza che c'è. Ho avuto delle amiche di cui ero invaghito, innamorato, magari è una parola che magari sarebbe venuta dopo, però sicuramente sì, e capita più frequente di quello che possiamo immaginare. C'è stato un temporale ad Acireale, andiamo a vedere quanti colpi di fulmine ci sono stati. Hai mai avuto un colpo di fulmine? Sì, però è arrivato dopo, però è stato comunque un colpo di fulmine istantaneo, perché non pensavo arrivasse. Istantaneo ma dopo? Sì. E com'è nato? Perché ho visto un cambiamento strano in una persona e poi è arrivato. Questo cambiamento che cambiamento è stato? È un cambiamento caratteriale rispetto a come era fuori con gli amici e poi con me. Hai mai avuto un colpo di fulmine? Certo, qua. Quando? Qua ad Acireale l'anno scorso ho incontrato la ragazza più bella del mondo. Io ho iniziato proprio a gattonare ai suoi piedi quando l'ho vista. Poi io mi ricordo che stavo parlando con delle mie amiche, no? E lei mi ha chiamato e mi ha salutato. Io ho iniziato... La conoscevi? La conoscevo, però solo conoscenza, non eravamo amici o comunque qualcosa di più. Hai mai avuto un colpo di fulmine? Allora sì, io ho avuto un colpo di fulmine. Una volta mi stavo trovando in pescheria a Catania mentre stavo comprando il pesce, perché avevo dovuto comprare dei pesci per i miei compagni, dovevamo fare una grigliata e a un certo punto vedo una ragazza che mi guarda. E allora io che faccio? Mi avvicino e incomincio a chiedere qualche informazione un po' più, come si dice, piccante. Tipo, ma tu dove abiti? Magari la zona. Tu vedo una persona dove abiti, ma subito. Certo, perché io già mi devo intrufolare, no? Mi devo intrufolare nella casa. Quindi, quindi questo colpo di fulmine è stato per mezzo del suo carattere? Sì, perché è cambiato drasticamente. E lì mi è venuto, tipo che ho conosciuto un'altra persona e mi è venuto il colpo di fulmine. Quindi capace non era lui? In che senso? Hai conosciuto un'altra persona proprio? Sì, tipo che era un'altra persona. E invece hai mai visto qualcuno e ti ha colpito subito dal primo istante, a impatto? Sì. E cosa ti ha colpito? Come sorrideva e scherzava con i suoi amici, era molto... aveva una risata contagiosa. Vediamo questa risata com'è. No, non ce la faccio io. Era una risata spontanea. Mi ricordo che mi ha salutato e ho iniziato a sbavare proprio. Lo saluto, va? Ma mi ha dato un bacio, mi ha lasciato tutto il rossetto qua. Ancora lo sogni, sta cosa. Non mi è lavata la faccia da quel giorno. E com'è andata poi? E poi piano piano abbiamo parlato, gli ho scritto e alla fine ci siamo fidanzati. Come ti sei fidanzato? Ci siamo fidanzati. Ancora? Colpo di fulmine, no? Poi è finito. Comunque allora alla fine lei mi dice, guarda io abito qua, e vabbè a posto, allora qual è il problema? Io vengo subito. E alla fine quello è stato il mio colpo di fulmine. E poi com'è andata poi? Niente, poi alla fine dopo che sono andato a casa sua, diciamo c'erano i genitori e alla fine niente. Come c'erano i genitori? C'erano i genitori. Non sempre i genitori mettono gli ostacoli. Vuoi fare, non ti puoi. Ma tu non la conoscevi e sei andato a casa sua? Io certo, subito. Bravo. Che fai? È un'opportunità. E com'è andata poi? No, non ci ho parlato. No. Quindi hai questo rimpianto a vita? No, vabbè. Di solito ottengo ciò che voglio. Quella volta vuol dire che lo volevi. Era solo un bel ragazzo con una bella risata, però non era il momento. La risata non è bastata, niente. No. Un saluto, ti saluto. Salutiamo anche gli amici di Playa Bonita. Salutiamo tutti gli amici di Playa Bonita. E anche... la ragazza che sta vedendo questo video cosa le vorresti mandare? Allora, ti dico che mi deve aiutare a studiare perché ho gli esami di Stato. Di Stato, di maturità, va bene, ci siamo. Salutiamo Playa Bonita. Ciao Playa Bonita, buonasera a tutti. E dai un consiglio alle persone che ci stanno guardando come cadere con un colpo di fulmine. Ragazzi, la prima cosa che vi capita è quindi in un colpo di fulmine subito, diretti, immediati, perché se no perdete la possibilità. E quindi la femmina pure. O la va o la spacca. O la va o la spacca. Ciao a tutti. Vuoi salutare Playa Bonita? Ciao. Grande.
Però stiamo lavorando. Di nuovo stiamo tornando. Non si sa nulla ancora. Allora, speriamo che lo veda questo. Speriamo. Amici di Playa Bonita, ma l'estate per chi studia all'università è una distrazione? Si riesce a studiare anche in estate? E soprattutto, c'è qualche materia che si vorrebbe abolire dal piano di studi? Andiamo a chiederlo ai ragazzi, vediamo cosa ne pensano. Qual è l'esame che vorresti togliere dal tuo percorso di studi? Decisamente anatomia. E perché? Perché era più complicata. Qual è un esame che aboliresti totalmente dai tuoi studi all'università? Fisica, Perché? perché non la capisco e perché per me è inutile a medicina. Come anatomia, si studia il corpo, insomma, di solito dovrebbe essere... È la più bella, però allo stesso tempo la più complicata. E quindi la vorresti togliere? Sì. Allora dobbiamo fare una petizione per abolire anatomia dal percorso di studi. Vabbè, diciamo che anatomia è necessaria per medicina, però darla prima sarebbe ottimo. Ciao. Ciao. Senti, tu studi all'università? Sì, Cosa studi? ingegneria edile e architettura. Quindi insomma va, abbastanza complicato. Sì. Senti, una materia che aboliresti dal tuo percorso di studi. Finora chimica, Perché? perché la trovo assolutamente inutile per questo corso. Non serve a niente. Assolutamente. Quindi non vedi l'ora di fare le materie quelle più Inerenti. giuste. Ah, ok, quindi togliersela subito e poi Sì. poi quelle più semplici. Sì. Tu studi medicina. Sì. E a che anno sei? Primo. A primo anno. Allora che si dice? In bocca al lupo. Grazie. E come si fa a capirla? Perché comunque la materia la devi dare. A memoria. La darò a memoria. Quindi studi a memoria fino a quando non ti entra in testa. Sì. Ce n'è una che non ti piace? O che non ti è piaciuta? Istologia. Questo. Perché? Non lo so, non mi è piaciuta. È stata la prima materia seria, non mi è piaciuta. È stata difficile. Sì. Ma senti, dove studi fisica per impararla a memoria in estate? Dal libro dell'università. Sì, ma dove? A casa, al mare? A casa. Studi mai al mare? No, perché non mi concentro, non studio. Vai direttamente, ti fai il bagno, rischieresti per bagnare pure il libro. Una ci prova, ma è impossibile. O mare o studio. Allora guarda, facciamo una cosa, ragazzi, medicina, giusto? Medicina. Allora, medicina, la fisica non serve a niente, quindi va abolita, ok? Assolutamente d'accordo e non serve a nulla. Senti, ma in estate si studia o si studia meno? Non lo so, io ho studiato, però ora sono in vacanza. Ah, ora sei in vacanza, per quanti giorni? No, fino a settembre. Ah, basta, fino a settembre non si studia, ora si va solo mare, amici, serate. Sì, solo questo. Basta, e poi si riprende a settembre. Esattamente. Senti, ma in estate si studia o si va più al mare? Un po'. Si studia meno? Si studia meno. Più distrazioni, le serate, la movida. Esatto. Senti, ma dopo che stasera farai le 3 di notte, domani studi? Devo. Devi? Sì. Alle 7 del mattino? Un po' più tardi. Guarda, non ci crediamo che domani alle 7 del mattino sarai in piedi a studiare. Alle 8 casomai. Alle 8, dai, alle 8 va bene. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti, studiate d'inverno. Ciao. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao a tutti. Voglia di farcela, di lasciare un segno, di prendersi il futuro a morsi. La giovinezza è un'arma potente, specie se ha il sapore del mare siciliano. Oggi ci avete raccontato i vostri sogni di successo e le vostre storie. Playa Bonita vi saluta qui, ma il viaggio continua. Alla prossima!